Le nostre stelle nascono da un semplice foglio di lamiera in acciaio inox che viene tagliato e va a formare questo oggetto qua. La stella viene poi sagomata e comincia a prendere forma, si comincia a vedere qualcosa. La fase della sagomatura è una fase super top secret che non sveliamo a nessuno. Dopo la fase della sagomatura andiamo a installare i pallini, a fare la saldatura dei pallini, che ora vi mostro che stiamo terminando questa stella a 8 punte che viene principalmente utilizzata per le discese importanti, quindi per succomponitori e poi a discrezione del gremio per Susegundo o qualche cavaliere importante. I pallini vengono saldati con l'argentana. È un'operazione abbastanza delicata, abbastanza meticolosa. Bisogna scaldare il pezzo alla giusta temperatura per fare in modo che la goccia di materiale arrivi solo dove noi vogliamo che arrivi, quindi ad accoppiare il pallino con la stella, facendo in modo di non fare una saldatura né troppo grossa neanche troppo debole, perché le sfere della stella la stella comunque è soggetta a colpi, cadute, tutto quanto. I pallini devono comunque fare un lavoro importante, soprattutto anche nella sicurezza per il cavaliere. Vengono installati proprio per evitare che la stella, cadendo addosso al cavaliere o sopra addosso al cavallo, insomma, possa ferirlo, come è successo anche in alcune occasioni. Dopo questa operazione di saldatura dei pallini ci troviamo la stella così, e avviene la fase di lucidatura e rifinitura.